Benvenuti, oggi è martedì 2 luglio 2024. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 2:20 e cala alle 17:19. Oggi è il giorno di San Bernardino. Bernardino è il diminutivo di Bernardo, che viene dall'antico tedesco e significa orso coraggioso. Il 2 luglio è il World UFO Day, la giornata mondiale degli UFO. Sigla coniata nel 1952 dalla United States Air Force e che sta per oggetto volante non identificato. La data risale all'incidente di Roswell, divenuto uno dei più famosi casi di possibile UFO crash della storia. In questo giorno, nel 1947, a Roswell, New Mexico, un oggetto non identificato precipitò al suolo e si ipotizzò che si trattasse di uno schianto di uno o più corpi extraterrestri, poi recuperati dai militari americani. Il caso Roswell resta uno dei gialli più intriganti per gli ufologi, che lo ricordano con una giornata di sensibilizzazione. Compie oggi 63 anni Alba Parietti, showgirl, cantante, conduttrice televisiva, opinionista e attrice. La popolarità è arrivata nel 1990 con la trasmissione calcistica Gala Gol su Tele Monte Carlo. 2 anni dopo ha presentato il Festival di Sanremo accanto a Pippo Baudo. Tra i suoi compagni ricordiamo Christopher Lambert e Cristiano De André. Non possiamo dimenticare le sue apparizioni in film come Abbronzatissimi e Il macellaio, quest'ultimo ambientato a Palermo. Auguri anche al giornalista Michele Santoro, che oggi festeggia 73 anni. Alla Rai ha condotto programmi come Samarcanda e Tempo Reale. Quindi il passaggio a Mediaset con Moby Dick e il ritorno alla TV pubblica con Shusha, che nel 2002 gli ha attirato il famoso editto bulgaro dell'allora premier Berlusconi, che decretò la chiusura della trasmissione. Dopo una parentesi come europarlamentare è tornato in televisione con Anno Zero e Servizio Pubblico. Infine, auguri per i 49 anni di Alfonso Bonafede, ex ministro della giustizia nei 2 governi Conte. Nato a Mazara del Vallo, vive a Firenze, dove svolge la professione di avvocato civilista. È entrato in politica con il Movimento 5 Stelle. Una compagna di viaggio indispensabile durante i lunghi viaggi, ci intrattiene con la sua musica e i suoi programmi e molti dei più famosi conduttori hanno iniziato grazie a lei. Stiamo proprio parlando della radio, un'invenzione tutta made in Italy. La storia racconta che un colpo di fucile venne sparato in aria per segnalare che l'esperimento era riuscito. La prima trasmissione telegrafica senza fili avvenne tra la villa di Guglielmo Marconi e la collina di Fronte, in Veneto. Il 2 luglio del 1897 lo scienziato brevettò a Londra questo rivoluzionario sistema di comunicazione. Sapevate che un'arancia intera è in grado di galleggiare sull'acqua, ma se le togliete la buccia affonda? Questo accade perché la scorza è impermeabile. Ed è proprio con la buccia che si possono fare tantissime cose. Vi stupirete nel sapere che un'imprenditrice catanese ha trovato un modo creativo per utilizzare gli scarti delle arance. Ha sviluppato una tecnica per ricavarne tessuti pregiati, che vende poi ai top brand di tutto il mondo. Buongiorno ai 12. Oggi l'evento astrologico importante è l'entrata di Mercurio in Leone in serata. Vediamo come si comporterà il pianeta della comunicazione diventando di fuoco. Ariete, per voi sicuramente Mercurio porterà tantissime novità e anche grazie ad un trigono raffinatissimo con Nettuno l'intuito sarà decisamente molto più affinato, quindi fidatevi assolutamente di voi stessi e della vostra capacità empatica, potreste addirittura evitarvi un problema. Toro, Mercurio da oggi comincia a diventare un po' antipatico, quindi da tenere di rigore la comunicazione
Attenzione perché avete Marte nel segno e anche Urano, quindi una parola detta male con un Mercurio contro potrebbe essere veramente esplosiva. Gemelli, Mercurio amico finalmente, un Mercurio in una posizione assolutamente molto gestibile per voi, è molto luminosa, si vuole rendere protagonista, si associerà anche al vostro Giove, vi porterà tanta fortuna. Cancro, la Mercurio oggi vi abbandona e vi saluta e vi lascia in compagnia di Sole e Venere, due astri che parlano di luce e con una luna anch'essa compatibile, che volete di più? Dedicatevi all'amore, poche chiacchiere ma molto più affetto. Leone, l'entrata di Mercurio finalmente vi riequilibri un po', ecco finalmente un pianeta benevolo che però porta un po' nella sua prima fase di entrata un po' di dubbi di Plutone, dubbi che però proprio grazie alla sua presenza possono essere dipanati con il dialogo chiaro e aperto. Vergine, Mercurio si nasconde ai vostri occhi perché entrando nel segno precedente al vostro diventa un po' abitante del vostro subconscio. Mercurio, vi ricordo, è anche uno dei vostri pianeti, per cui avrete forse la sensazione di non essere più capaci di gestire bene comunicazioni e contatti. In questo però vi soccorrono Sole e Venere, rendetevi amorevoli, al resto penserà qualcos'altro. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che vede la fine della quadratura di Mercurio ai vostri gradi, quindi torna la facoltà comunicativa, tornano gli amici, torna comunque la comunicazione sociale, socievole e mondana. Fatevi belli e uscite. Scorpione, una giornata oggi che inizia con una quadratura di Mercurio, quindi attenzione anche voi come gli amici Toro a non esagerare con le parole, vi sembrerà appunto di non poter comunicare, probabilmente coi fratelli o per questioni legate alla famiglia. Sagittario, un Mercurio finalmente compatibile ed ecco che tornate a essere loquaci, assolutamente benedicenti e benauguranti. Tra l'altro Mercurio si pone come punto di talete proprio con l'opposizione al vostro pianeta preferito, Giove, quindi niente più vi può fermare, per cui utilizzate bene la parola con positività e ottimismo come solo voi sapete fare. Capricorno, Mercurio dismette l'opposizione fastidiosa, quindi potete tornare a esprimervi liberamente senza troppo essere belligeranti o bastian contrari per natura. Con un Mercurio che torna di nuovo pacifico, ecco, magari non sarete i più loquaci dello zodiaco, non lo siete mai stati, ma sicuramente non dovrete centellinare le parole. Acquario, Mercurio inizia l'opposizione, un Mercurio che forse vi vuole suggerire che c'è qualcosa di non detto, è un Mercurio che porta qualche discussione del passato e la riattualizza nel presente. Forse non avete davvero concluso con qualche ex. Pesci, Mercurio dismette il suo trigono e quindi sarete un po' meno loquaci, meno mondani, ma rimangono Venere e Sole a darvi compagnia, ma anche Marte, Urano e Luna compatibilissimi, quindi concentratevi sugli affetti, sulla passione e non c'è bisogno di parole, del resto avete degli occhi così profondi che dicono tutto. Condusse una vita avventurosa, si sposò 4 volte e ricevette il premio Pulitzer per Il vecchio e il mare e vinse il Nobel per la letteratura. Nonostante il successo professionale, Ernest Hemingway era un uomo inquieto. La sua depressione lo portò al 2 luglio del 1961 a togliersi la vita sparandosi un colpo di fucile alla testa. Se siete persone un po' sbadate o goffe, vi sentirete sicuramente dire «sei come un elefante in un negozio di cristalli». In inglese invece si dice «to be a bull in a china shop», ossia essere come tori in un negozio di porcellane. Infatti china shop non si riferisce a un negozio cinese, bensì a un'attività di vendita di porcellane. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto del giorno è Giacomo Balla. Abbraccia il movimento futurista e adotta il nome di Futur Balla.
Dopo la morte di Boccioni diventa il principale rappresentante del movimento fino al 1930, quando abbandona tutto per tornare alla pittura figurativa. È un vero innovatore, affascinato dal movimento e determinato a catturarlo sulla tela. I suoi quadri sono pura energia e dinamismo, ma non si ferma alla pittura, sfida le convenzioni della scenografia, della moda e dell'arredamento. Ecco il suo capolavoro, il vestito antineutrale. Audace, asimmetrico e pieno di colore. Anche la sua casa riflette la sua creatività, con pareti e mobili dipinti di vivaci sfumature. Valla è un vulcano di genialità, pronto a esplodere in ogni forma d'arte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il sesso è l'unica cosa che può smuovere un uomo. Noi ci vediamo domani per iniziare insieme un nuovo giorno con una nuova imperdibile puntata. Buona giornata dalla vostra Martina.